Ad accompagnare famiglie, imprese e territori nella transizione nella provincia di Treviso ci sono 12.800 imprese, di cui oltre il 70% sono artigiane, maggiormente coinvolte nella protezione e cura dei territori, 2.300, di cui 1.100 artigiane, nella filiera delle auto, delle quali oltre il 50% si occupano di riparazione e manutenzione di veicoli e motocicli, e ben 1.300 imprese, quasi il 70% artigiane, sono coinvolte nella filiera delle energie rinnovabili e dell'economia circolare. Nonostante le difficoltà geopolitiche, il settore tiene anche nei numeri. I dati sono confortanti perché l'occupazione tiene, quindi è chiaro che c'è una trasformazione, ci sono meno imprese artigiane, diciamo così, piccoline, però si stanno trasformando, quindi meno aziende in termini numerici, ma soprattutto tiene l'occupazione. È un modello collaborativo che si impernia sulla formazione, sulla quale da anni Confartigianato sta premendo l'acceleratore, tanto che Treviso è seconda in Veneto per numero di imprese che la fanno. Poi ci sono le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale che ancora fatica a sfondare. Sull'intelligenza artificiale non nascondo che ho qualche perplessità perché è un comparto, è una novità, è un qualcosa che noi conosciamo poco, ma ci stiamo applicando e se ci saranno delle opportunità, anzi sono sicuro che qualche opportunità c'è attorno a questo nuovo sviluppo, nuova modalità di intravedere il sistema impresa, quindi noi ci saremo. L'altro fattore sono le nuove sinergie di mercato, come le comunità energetiche, che sempre più avranno spazio in un futuro non troppo lontano. Ma a preoccupare la ripresa oggi è il settore dell'automotive e il suo indotto. Per ora non c'è area di cassa integrazione, ma il settore è molto vigile. Certo, teniamo monitorato con una certa preoccupazione tutto quello che è l'indotto dell'automotive che qui in Europa sta passando momenti non proprio positivi. Non è tanto un problema di approvvigionamento quanto un problema di costi sostanzialmente. Se questi quattro matti che ci governano, che governano il mondo, non mettono la testa a posto, è chiaro che per noi sarà sempre più dura. La cosa che potrebbe farci vedere il bicchiere mezzo pieno è che se teniamo ancora la barra dritta in un momento come questo, che a nostro favore non ci viene per il momento nulla, vuol dire che siamo veramente forti.